Applicato a Venezia il primo braccialetto elettronico anti-stalker. Si tratta della misura prevista dal codice rosso e già attuata nelle scorse ore dal commissariato di Mestre. Questo per tutta l'area metropolitana di Venezia è il primo provvedimento cautelare di questo tipo. Un braccialetto elettronico, cioè munito di GPS, applicato all'indagato che permette di tracciare i movimenti della persona con il trasmettitore satellitare collegato a sua volta alla vittima. Il braccialetto è stato allacciato al polso di un cittadino egiziano di Venezia che, terminata la relazione con la compagna moldava residente a Mestre, non ne accettava l'idea e così ha iniziato a pedinarla, tormentarla e perseguirla fino a minacciarla. Un clima teso e pericoloso, continuo, che aveva portato le forze dell'ordine a intervenire più volte, fino a quando, nelle scorse ore, per tutelare maggiormente la donna, si è deciso di applicare questa nuova misura di sicurezza.